Eccoci al termine di Sarzana contro SPV Viareggio, la 13ª giornata di Serie A2, Girone B, una gara che nel primo tempo era terminata con un punteggio tiratissimo, poi al finale, al 50° minuto, 11-3, siamo con Edoardo Stefanucci, secondo portiere del Sarzana. Questa sera hai dovuto difendere i pali negli ultimi minuti della partita, una gara che nel primo tempo appunto sembrava molto chiusa, poi nel secondo si è espressa con una bella goleada, insomma 3 punti importanti. Qual è la tua opinione sulla partita di questa sera? Come hai visto la squadra? Diciamo che sicuramente dopo la partita a Prato è stata una bella tappa questa per poter ritornare su, diciamo, di morale, ecco. E sono 3 punti sicuramente importanti che fanno bene alla classifica e soprattutto al morale nostro della squadra. Sono molto felice oltretutto per aver giocato questa sera, anche se verso i minuti finali della partita, ma sono contento della prestazione mia e della squadra. Ora la squadra ha all'appuntamento uno dei più difficili del campionato, la trasferta a Camaiore, una delle squadre più in forma, più interessanti del girone, squadra che in casa il Sarzana è riuscito a battere. Qual è il tuo commento? Cosa ti aspetti dalla partita che sarà, che comunque tra 2 settimane, tanto tempo per prepararla, cosa ti aspetti da questa partita? Sicuramente abbiamo molto tempo per prepararla, come hai detto tu, e dobbiamo prepararla al meglio perché è una partita molto importante che è una tappa sicuramente difficile in una pista che non è neanche quella di casa, quindi molto importante come partita. Sicuramente proveremo a vincerla, lotteremo fino all'ultimo minuto e cercheremo di portarla a casa.